Un grande saluto da parte del Presidente Filippo Anelli, tutta quanta la FNOMCEO, ai Presidenti dell'Eco Food Fertility. L'evento che avviene a Vicenza quest'anno e che interpreta perfettamente l'articolo 5 del Codice di Deontologia Medica, l'articolo che parla della promozione della salute, dell'ambiente, delle correzioni delle disuguaglianze sociali. E l'inquinamento c'è stato e come nelle province di Vicenza, Verona e Padova, in questo caso dovuto ai FAS come inquinanti ambientali. Un inquinamento di cui si parla anche troppo poco e bisogna comunicarlo con dei dati che voi avete ottenuto attraverso un grande studio multicentrico che abbiamo visto coinvolto 300 ricercatori, 20 istituzioni e soprattutto anche la possibilità di avere delle interazioni con professionisti sanitari di varie specialità. Tra di voi le collaborazioni di medici chirurghi, medici veterinari, di biologi, di genetisti, di medici legali, di agronomi, di persone che hanno unito i loro sforzi per avere dei dati che siano pubblicabili e condivisibili con tutti, ma in particolare con la politica, con i responsabili di quelli che sono i diritti dei cittadini a poter vivere in un ambiente salubre, a poter avere una riproduzione adeguata senza che i giovani nelle età più fertili debbano essere colpiti a loro insaputa da problematiche che dopo condizionano la propria vita, non solo delle loro famiglie e di noi stessi, ma di tutto quanto l'ambiente che ci circonda. Il vostro impegno è valido sia in Italia, sia in Europa, sia all'estero e la condivisione di quelli che sono purtroppo i risultati degli inquinanti maggiori del territorio italiano, come Taranto, come la Terra dei Fuochi tra Napoli e Caserta e come purtroppo anche questa parte del Veneto, devono essere comunicati e noi come federazione faremo la nostra parte per la diffusione di tutti quanti i vostri risultati. Buon lavoro per oggi.